è una grossa azienda vitivinicua qua dalle nostre parti che la cerca un enologo e la mette un annuncio. Un giorno si presenta un tipo su sta azienda tutto sporco, onto, lurido, sporchissimo, stivai pieni di terra, di letame, mamma mia. E il tipo là lo vede quell'azienda e fa: Madonna, ma non ti si cerchi un enologo, ma mica in queste condizioni qua e la vita, guarda, te me fa peccare, beviti un'ombra e dopo te ciappa e te va via, te ti acciol, a tu capio, e che dall'ombra e che altro. Merlot 2009. Lui è stata pestata qui pie, non le vigno a tempesta che l'hanno lì. Boia. Guarda, te me fa peccare, te dai un'altra ombra e dopo ciappa e te va via, tu capio? Va bene allora, che dai un'altra ombra di bianco. Questo è Verduzzo 2010, una parte la viene dai Colli Veronesi, Vessidita che gli era tutta della vostra zona, 25% viene dai Friuli e il 38% viene anche dalla Puglia. Caboia, che altro. E il ciappa, aspetta un attimo, vai in ufficio e trova la segretaria lì, ascolta, fammi due gocce di urina qua su sto bicchiere che mi serve due gocce di urina, fammi un piacere. Che altra che fa queste due gocce di urina, a che dà il bicchiere in mano e lui va fuori. Saggia sto qua, saggia sto qua. Cazzo, saggia. Tanto sto qua non le vin. Le urina de femmina tra i 26 e i 30 anni, la incinta dei 3 mesi, o me assume o dice chi che ne pare.